Marco Trombini, presidente di Ecoambiente, come sta cambiando il vostro gruppo e che importanza ha per questo territorio? Beh, diciamo che noi siamo Ecoambiente ricopre il servizio essenziale. Ricordo sempre che nel periodo più importante della pandemia uno dei servizi che non si è mai fermato, e questo va il plauso mio del Consiglio di amministrazione che rappresento a tutti i dipendenti di Ecoambiente che hanno in maniera continuativa, cioè sono andati a lavorare tutti i giorni malgrado situazioni non certe e pericolose. Al di là di questo, l'azienda Ecoambiente è in grande crescita e trasformazione. All'inizio dell'anno, all'inizio del 2021, i sindaci della provincia di Rovigo hanno hanno dato ad Ecoambiente la raccolta differenziata di tutti i rifiuti della provincia di Rovigo, la gestione di tutti questi rifiuti per i prossimi 30 anni. Questo a volte ci si perde, ma concretamente vuol dire che 1 miliardo e 300 milioni di euro per i prossimi 30 anni saranno gestiti da un'azienda completamente da un'azienda a partecipazione pubblica, e quindi non saranno né di un'azienda che viene da fuori, ma saranno investiti in personale che è quasi tutto della provincia di Rovigo, 260 persone, e quindi ritengo un grande risultato, ma con grandi Ecco, voi che avete il termometro, il cittadino medio come si comporta? Riesce a fare differenziati in maniera doverosa ed elegante o no? Lo è, sì. Noi la differenza, come al solito, è che fa più notizia gli abbandoni che chi è bravo. Noi siamo all'oltre il 90% di persone che si comportano in maniera corretta e fanno la differenziata fatta bene. Se dobbiamo esprimere delle percentuali, noi abbiamo un 65% di raccolta differenziata. Di media abbiamo dei comuni che però arrivano anche al 76-78%. Qual è l'obiettivo che ci dice la Regione Veneto, che per ambito gestisce i rifiuti, gestisce l'ambiente, quindi il ciclo dei rifiuti? Ci dice che dal 1 gennaio 2023 tutte le province del Veneto devono arrivare all'80%. È qualcosa di impossibile? Assolutamente no, non è impossibile. E quindi noi abbiamo fatto una cosa molto semplice: negli ultimi 4 anni ci siamo attrezzati per andare a vedere nelle altre province tipo Treviso, che è già all'82% da anni, come hanno fatto ad ottenere questi risultati, e li abbiamo fondamentalmente copiati. Alle medie e alle superiori copiare non va bene, ma ad Ecoambiente va bene, perché di fatto vuol dire risparmiare molte risorse per andare a ricercare sistemi. Quindi noi stiamo partendo con i primi comuni dell'Alto Polesine, sono Badia, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda e Bagnolo di Po, con il nuovo sistema, il microchip nei bidoni. Qualcuno dice, ma in questo sistema ci saranno più abbandoni. Perché, io dico? Perché dobbiamo dire questo? Se io guardo la situazione attuale, mi sembra che gli abbandoni ci siano, non ce ne saranno di più. Perché? Intanto abbiamo i ritorni da queste aziende che ci dicono che nel cambiamento gli abbandoni sono stati più o meno gli stessi. Secondo aspetto, ogni bidone sarà geolocalizzato, quindi ogni famiglia avrà il proprio bidone e referenziato, nel senso a ogni famiglia corrisponde un bidone. Se quella famiglia lì invece di conferire li abbandona, noi lo scopriamo nel giro dei primi 6 mesi, perché se tu non conferisci o non mangi o non ci vivi o c'è qualcosa che non va, vuol dire che tu non ti comporti bene. Questo non vuol dire lasciare andare tutto, vuol dire che noi entreremo in maniera importante entreremo nel senso buono, che sia chiaro, con dei vigili ambientali che controlleranno che tutto questo sia fatto correttamente, il che non vuol dire multare, vuol dire mettere a disposizione delle persone specializzate della nostra azienda che ti possono anche spiegare come fare e come non fare per essere efficaci nella raccolta differenziata. Ecco, tutto questo a regime in tutta la provincia? 1 gennaio 2023 cominceremo con una fase sperimentale, quella che stiamo facendo nei comuni altopolesani, poi adesso lo allargheremo agli altri comuni dell'Alto Polesine entro novembre. Cominceremo da lì, ma di fatto poi le persone che riceveranno a casa il nuovo kit con i bidoni microchippati e tutto il resto possono iniziare sin da subito.
ma di fatto da tassa a tariffa puntuale, come si dice, sarà dal 1 gennaio 2023.